Buonasera a tutti. Visto che voi tenete de oggi, di 31 del su mese di Trigola, 2026, e quindi siamo assurti di andiamo che si vede questa videata puntata in costata, lei come stavo detto, danno una cratera Saida, questa è una volta fisca stata saluta che battono, minuto poco tempo usate, che lo libero tutto sadie, cioè che lo libera custoro, ma penso sul caravallo si è potuto usadire e quindi andiamo diretto a guidare questo caravallo. Ecco che Napoli oggi appunto sono le preno, potuto usadire come c'è, hai anticipato. Crasa a sabato, lo matessi, sono le preno, potuto usadire, si presenta una novella a ora del salvato, ma poca roba, insomma. Vediamo las temperaturas. Hoy es que Nápoles a 34 grados al massimo, 23 grados al minimo, Crasa sabato 33 grados al massimo e 23 minimo. Bene, andiamo a vedere l'appuntamento, il primo appuntamento è scusto, stasera, che Napoli a 31 del Friuli alla 26, a Sassette in piazza Sproni, convegno cannonau elisir di lunga vita, ma per l'evento è rassegna di vini di produttori vitesi. Interverranno Licia Boe, sommelier, Stefano De Lucio, sommelier, dottor Manca Antonio, vice presidente Asso Enologi, sezione Sardegna, e poi questa degustazione dei vini offerti dai produttori con abbinamenti di vari prodotti gastronomici e chi si spantosa musica del son notambolo. Altro appuntamento sono custode su Kimbe, flessologia plantare, riflessologia plantare, identità in movimento, archeologia, benessere e storia nel cuore del parco di Tepilora. Un invito ad ascoltare il proprio corpo, ritrovare l'equilibrio e vivere il benessere della natura. Un'esperienza di benessere nel cuore del parco naturale regionale di Tepilora. L'Astralago è una cooperativa sociale al servizio del benessere della persona, promuovendo salute, equilibrio, relazioni che favoriscono la qualità della vita. L'incontro sarà occasione per rallentare, prendersi cura di sé e riscoprire il proprio equilibrio attraverso un percorso di ascolto, consapevolezza e armonia. Immersi nella natura del parco di Tepilora, vivremo un piacevole momento dedicato alla persona e alla comunità, in una connessione autentica con l'ambiente, dove il benessere individuale diventa esperienza condivisa. Questa è sta cura della cooperativa Astralago, Parco Naturale Regionale di Tepilora come ente sponsor e 5 agosto 2026, ore 9. Bosamento poi che la dia 13 di agosto è vietato di parcheggiare in via Delfino, a fronte all'officina meccanica di Giacometto, Lunesu, che ha intervento di pulizia e riservo delle aree verdi. Entriamo a Unione Sarda, Sardegna, nella morsa scusate del caldo, la quarta ondata fa impennare le temperature, rischio alto anche per incendi. Non regalate 30 milioni, aeroporti, il centrodestra alla maggioranza. Dal centrodestra l'ultimo appello alla giunta contro la fusione degli aeroporti è arrivato durante l'esame della manovra da 1,5 miliardi. Operazione poco chiara, lo dicono anche i sindacati e la Corte dei Conti. Non regalate 30 milioni agli speculatori, ma sono obbligato a che non vale scampo, e se no è sta terra.
Non in scampo lo devono fare che usa assai, ignorato il divieto di balneazione, assalto alle piscinette, il sindaco mi dimetto. Chiamerò la prefetta per annunciare le mie dimissioni. Chi cosa il sindaco di Assai si sente solo e abbandonato nella crociata anti-invasione nelle piscine naturali del paese. Dai. Lunedì ha firmato l'ordinanza vietando la balneazione e l'acqua-trekking a tutela dell'ambiente, ma nessuno lo rispetta. Noi non abbiamo personale, ho chiesto l'aiuto di tutti, la situazione è ingestibile e insostenibile. Vabbè. Vietato di abrogare, ma va. Nuovo stadio, il Consiglio ha detto sì, rimanendo il stadio su Castello. Intanto vediamo un articolo di Cubedo, l'intervento di Salvatore Cubedo non sorprenda che il pretesto per parlare del tema che più ci appassiona. Allora, non riesco a leggere mai questo articolo di Cubedo. Non sorprenda che il pretesto per parlare del tema più a vacca di cosa che non. Boh. Non sorprenda il pretesto per parlare del tema che più ci appassiona, il senso della storia dei sardi e le responsabilità che questo comporta per ciascuno di noi. Siamo le maschere di carnevale. Recente scoperta appare di molti nostri giovani. Chi ha ritenuto opportuno e utile che essi partecipassero qualche settimana fa alla manifestazione contro la speculazione edilizia a Cala Finanza, le portava con sé come se fossero immagini viventi della sacralità degli antenati. Allo stesso modo, chi si è sentito offeso per un uso blasfemo è questo uso che ne ha Kinsol, di elementi ancestrali, rivendicava la presenza in quelle maschere di qualcosa di profondamente sacro, capaci di contenere quella forza magica che hanno la lingua e la storia, come succede ai popoli liberi e liberarsi e liberatisi nel mondo. Certo, come per gli altri, storia e lingua restano elemento centrale dell'identità di un popolo che diventa nazione, una, una, una d'arme, di lingua, d'altare, di memoria, di sangue, di cor, canta il coro ad orecchi di Alessandro Manzoni, l'autore del Vangelo nazionale insegnatoci a scuola, il posto della lingua e della storia che auspichiamo come centro dell'identità della donna sarda e dell'uomo sardo di oggi, verrà assunto dalle maschere di carnevale, come afferma preoccupato un mio amico da un elemento presuntamente folclorico in grande parte inventato negli ultimi decenni, non riesce a leggere. Come si vede dal Salvatore Cubedo non è leggibile com'è, quindi che lo brincamos. C'è una nuova criminalità che investe nell'isola, il PG patronaggio, esistono connivenze politiche e amministrative, cioè quindi chi nella IATA tale, quasi certo. Il procuratore generale Luigi Patronaggio condivide e conferma l'analisi sulla nuova criminalità in Sardegna fatto da Alberto Saviano, ecco questo che Iaponale. Ma il PC, anche se con tanta prudenza, anche, spiega anche come i capitali vengano investiti nell'isola e quali siano le connivenze. Poi leggevo questo articolo. Storie di originari disagi, viaggiare sul treno, ancora un'odissea in Sardegna, Trenitalia, quindi questo treno de Croquetas e poi pure addirittura che ne bagno. Ritrovamento a Bortigali è ancora in eccezionali condizioni di conservazione, si tratta di una tomba dei giganti. Eh,
Poi intervista Pietro Sordo, l'autonomia è ancora inadeguata. Il canyon di Castelsardo, area prediletta dei delfini. Mare Blu ha avvistato un nuovo branco di 50 esemplari. Che non ha schisato di spiagge. Servizi scolastici per le disabilità, provincia e sindacati al confronto. Ciccolini e bidoni, investimenti concreti a favore dell'inclusione nei territori. CGIL e CILS occorrono approfondimenti sui contratti del personale coinvolto. Confronto, ecco qua quello che abbiamo indizi, confronto su Cannonau, l'elisir di lunga vita, l'enogastronomia in piazza Sproni a Biti. Chiuderà la serata il concerto di Notamboli con lo spettacolo 50 anni di storia del rock. Cannonau, l'elisir di lunga vita è il titolo del convegno che si svolgerà stasera alle 19 nella centrale piazza Aspruni di Vitti all'interno della rassegna dei vini dei produttori vitesi. L'evento enologico, un appuntamento che dopo il successo e il gradimento del pubblico delle precedenti edizioni, viene riproposto anche questa estate. È promosso dall'Associazione Socioculturale Achimolo, sostenuto e patrocinato dall'amministrazione comunale e con il supporto dell'Asso Enologi Sezione Sardegna. Una piacevole quanto interessante serata di piena estate tra degustazioni di vini di ottima qualità provenienti da uva dell'agro di Biti e anche di viticoltori di origine vitese, ma prodotti in altre località della Sardegna come la Gallura, il Sulcis Gresiente, tutte produzioni comunque che negli ultimi anni hanno avuto un salto di qualità straordinario, tanto da poter competere a pieno titolo con etichette ben più blasonate. I vini saranno offerti al pubblico dai produttori stessi in abbinamento a prodotti gastronomici tipici dell'agroalimentare vitese. Durante il convegno interverranno i sommelier Licia Boe e Stefano Di Lussu. Prevista inoltre la partecipazione di Antonio Manca, vicepresidente di Associazione di Enologi Sezione Sardegna. Il proseguimento della serata vedrà il concerto dei Inotamboli, ensemble di 5 musicisti: Paquito Farina, voce e chitarra, Massimiliano Porco, voce e chitarra, Marco Serra, batteria e voce, Omar Bandino, tastiera e voce, Ernesto Sanna, basso. Special guest star al piano Frank Lois di Detroit, Michigan. La band proporrà lo spettacolo musicale 50 anni di storia del rock. Perfetto, metta bene. Sanità malata, la Todde venga qui, se non danno si ospedale di Nuoro. Ospedale, attacco frontale del consigliere provinciale Saiu sulle carenze del San Francesco. Reparti alla canna del gas. Sindacati accusano la ASL di porre bavaglio ai medici. Dello scostringes pure stare molto. Ortopedia, da agosto perde un medico, Saiu uno smantellamento progressivo. Il capogruppo del centrodestra in provincia convocata è Alessandra Todde, cioè che paura Alessandra Todde, un medico dei soli 2 strutturati in servizio che si dimette e non sarà più in servizio dal 1° agosto. È un reparto che inevitabilmente resta sguarnito e in grande difficoltà. L'ennesimo problema di organico per la sanità nuorese lo denuncia con forza il consigliere provinciale capogruppo del centrodestra in provincia Pierluigi Saiu. Nessuno tocchi Caino a Badacarros. L'isola non può essere una colonia penale. Visita ispettiva con Sergio Delia nell'ambito del monitoraggio
delle carceri sarde. Abbado e Carros anche in prospettiva futura è sempre Abbado e Carros anche in prospettiva futura è anche peggio. La conferma denuncia arriva dall'associazione Nessuno Tocchi Caino, che con i suoi rappresentanti nazionali e regionali ha fatto una visita ispettiva nell'ambito del proprio ciclo di monitoraggio delle carceri sarde. È un problema generale di questa regione. Lo Stato centrale ha deciso di fare della Sardegna una colonia penale. Quindi Sardegna regione prigione. E questa l'assioma, dice Sergio Delia, segretario di Nessuno Tocchi Caino. Questo non va bene, non solo perché specializzi un luogo e lo marchi e lo criminalizzi, cioè diventiamolo famoso, può essere una preione, tipo Alcatraz. Qui in questa regione si deportano i criminali, questo è il messaggio. Invece è una regione bellissima, straordinaria dal punto di vista ecologico, ambientale e per tantissime altre cose. È mala invece per tutti gli Stato italiano. Ballos de Austu a Nule, Festival internazionale del folklore, 23esima edizione, 3-9 agosto 2026. In Nule vamos tantos eventos importantes. 3 agosto, ore 19, inaugurazione della mostra Contami, locali ex Isola via Roma. La mostra sarà aperta dal 3 al 9 agosto 2026 con gli orari 10-13, 16-20. Durante la mostra sarà possibile assistere alla lavorazione del tappeto artigianale sardo. Laboratori creativi per bambini, martedì 4 agosto alle 16, giovedì 6 ore 16, venerdì 7 ore 16. La partecipazione ai laboratori è prevista previa prenotazione. Info per i contatti. Ore 21, giardini pubblici, balli in piazza con Gioele Madau e Michele Dore. Ore 22, giardini pubblici e Boccas e Tramas, rassegna di canto a tenore con la partecipazione del tenore Nulesu, Nule tenore Santo Lesei e poi tenore Nule. 5 agosto, ore 19, di Liriana, musica folk strumentale sarda, Piazza del Popolo. Ore 21, sfilata lungo le vie del paese accompagnata dai gruppi e dai cavalieri locali e dei vari paesi della Sardegna a cura della Proloco di Nule. Ore 21:30, Ballenne chi solistranzano, balla comunitario in Piazza del Popolo accompagnata da Michele Dore. Ore 22, Ballo de Augustum, Festival internazionale del folklore, giardini pubblici via Roma, esibizione dei gruppi folk, tenores e ospiti internazionali, gruppi sardi, associazione Furione, Nule, gruppo folk Santo Iacco, Rosei, tenores Osama Orosei, gruppo folk Zucurrutu Ghilarda, gruppo folk San Giorgio Urzulei, gruppo folk Nostra Signora del Susaludo, Posto Maggiore, gruppo folk Rabitta Bitti, ospiti internazionali, però anche a questo, un attimo, no, anche un attimo di voi, Allora, gruppo folk Rabitta di Bitti, ospite internazionale ballet folcloristico Pago Montiliero.
Scusate un attimo, ho sbagliato un telefono che suonava. Poi Associazione Sanu Africa, Senegal, Associazione Culturale Ilku Webal, Timor Leste. Timor-Leste presenta Lucia Corso, chiusura musicale DJ Faccenda. 8 agosto alle 22 Giardini Pubblici, concerto degli Stentales, chiusura musicale con DJ Faccenda. Perfetto, tanta bella scuola signore, complimenti, complimenti veramente. Namolo del Nantes che sul giornale, allora, inochiamolo da Sardegna ad alto rischio incendi, l'UE in arrivo, giorni pericolosissimi. Da Europa inizi allarme, Costa Sardegna, Merella, scenari preoccupanti dai dati del satellite Copernicus. Speriamo che no. Ora brucia la Grecia, turisti in fuga, 8.000 evacuati. Progetto di fusione degli aeroporti sardi, alta tensione in aula. Il centrodestra, il centrodestra narra aspetti poco chiari, via i 30 milioni dalla manovra. L'operazione presenta aspetti poco chiari, lo sostengono anche la Corte dei Conti e i sindacati. Quindi togliete da questa variazione di bilancio i 30 milioni di euro per la fusione degli aeroporti sardi. L'ultimo appello del centrodestra alla maggioranza per impegnare le risorse su vere emergenze per la Sardegna. Questo appello è arrivato ieri in aula durante la discussione generale della manovra che arriverà a sfiorare i 2 miliardi di euro. Intanto nello scalo di Cagliari resta aperta l'avvertenza sugli stipendi, dopo che la società di gestione Soager ha revocato unilateralmente il preaccordo di giugno. Ieri i lavoratori in assemblea unitaria di Filti, CGL, eccetera, eccetera, trasporti, hanno dato mandato ai sindacati di riattivare le procedure per lo sciopero. Insomma, questo, questo aeroporto. La novità, Ennas lascia la segreteria dell'Organizzazione della Lega dopo un anno e mezzo. Di Rubia arriva in Sardegna nominato commissario della Lega. Dopo un anno e mezzo sotto la guida del segretario Michele Ennas, eletto a gennaio 2025, dopo un periodo di commissariamento nella Lega, dopo un periodo di commissariamento nella Lega in Sardegna torna un commissario. Beh, comandano, è chiaro che sono partiti. Chiaro che è un partito italiano, quindi è di commissariato da esso comando, da essa centrale italiana, e mi arriva da questo Claudio Durigen. Nella Denantesi la criminalità organizzata dietro le maxi coltivazioni scoperte in Sardegna, l'allarme di Patronaggio e Sabelli, magistrati a capo degli inquirenti. Questa è una cosa veramente preoccupante. Preoccupante. La Sardegna è uno dei maggiori poli di coltivazione delle cannabis a livello nazionale, grazie al clima e alla presenza di ampie aree poco abitate, anche se non mancano piantagioni estese in serra. Quanto alla cocaina, i quantitativi maggiori giungono attraverso i porti occultati nei veicoli o scaricati dalle imbarcazioni su spiagge isolate, con i suoi 4 sostituti della direzione distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica di Cagliari, Rodolfo Savelli, capo del DDA, coordina pressoché tutte le più importanti indagini sul traffico di droga che coinvolgono l'isola. Per questo non è rimasto stupito dal dato pubblicato nella relazione al Parlamento
sul fenomeno delle dipendenze in Italia, che analizzando l'anno 2025 ha proiettato la Sardegna ai vertici della produzione e della commercializzazione di marijuana, con dati preoccupanti anche sulle droghe sintetiche e cocaina. No, male posto veramente, male posto. PNRR, nell'isola si procede a rilento. I dati, 1 miliardo investito nella digitalizzazione, il medio campidano è a quota 59%, mentre Rosate usa il 21,9%. Canosa media nazionale è al 26%, quindi il medio campidano quota 59,3%, il medio campidano insomma hanno iscritto investire. Quindi no, che abbiamo di una notizia di agroalimentare, la tradizione, il cavolfiore soffocato nella lista dei nuovi PAT. La Sardegna si arricchirà di 5 nuovi PAT. Sono inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali i cauli afrori soffocau, ovvero il cavolfiore soffocato in condimento alla salicornia, l'impanata di Tiesi, il pane bistocco di Montresta e il grano storico Murru, espressione del patrimonio agroalimentare della biodiversità nell'isola. Quindi abbiamo cauliflori, poi abbiamo l'impanata di Tiesi, il pane bistocco di Montresta, il grano storico Murru, espressi che sono già patrimonio dell'UNESCO, della biodiversità dell'isola. La Sardegna ha da 274 passa a 279 PAT. Tra i nuovi ingressi c'è una ricetta simbolo di sostenibilità e diversità bioculturale che omaggia l'iscrizione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO.